Cri cri, cri cri. Panna, frullati, passati, maionese, brown mini pimer alla velocità giusta per ogni cosa. Scelgo la velocità e una bella maionese non è più un problema. Visto? Brown mini pimer, il tuo aiutante di cucina. Loro si divertono e intanto bevono tanta salute, proprio fino in fondo, con Brown Citromatic. Citromatic è facile da pulire come da usare. Ecco fatto. Brown Citromatic, una fontana di salute. Perché si fa, perché si dice. Ehi, fermi! Fermi tutti! Ah sì? Scusate, fermi tutti. Allora, fermi tutti! Astolfi! Assente. Baricchi! Corcocani! Corcocani, dov'è? Corcocani! Dropachini! Mazzatera! Frutullo! Lapatini! Mizzicra! Ropotana! Zarata! Presente. C'è sempre Zarata, disgraziato. Allora, per la serie... Mi è piaciuto questo appello, guarda che... C'è mica scritto Zarata qua, eh? Dunque, state fermi! Per la serie... Pensa a un professore così, il preside come sarebbe? Dunque, per la serie, perché si fa, perché si dice, ve lo dico io, non si sa bene come mai, vi parlerò di alcune cose che facciamo tutti i giorni senza rendercene conto, determinati gesti. Allora, quando uno deve dire a un altro cosa vuoi, che gesto facciamo? Questo. Cosa vuoi? Questo qua. Ora, perché questo qua? Ditemi se c'è una ragione logica perché muovi questa mano fatta a cosettina così. Cosa vuoi? Perché? Ci sarà stato il primo che l'ha inventato questo gesto, avrà fatto dei tentativi. Sarà andato da uno, cosa vuoi? Cosa vuoi? Poi cosa vuoi? Questa detto, si volevo ringraziare. Vabbè, fermi. Allora, state attenti perché questo gesto in Italia vuol dire cosa vuoi. Se vai in Tunisia, non sono storie ragazzi, se vai in Tunisia e fai così, vuol dire piano piano. Cioè vai in Tunisia, vedi una macchina e dici vai piano, 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 così. Noi piano piano lo facciamo così, no? Questo gesto, piano piano. Ora se fai così in Grecia sei rovinato. Sai perché così vuol dire, è un'offesa pazzesca fare così a uno. È la muzza, si chiama il gesto della muzza, perché era il gesto che facevano quando i prigionieri all'epoca li mettevano in quelle cose di legno con la testa fuori, che erano le gogne. La gola diceva io, la gola. Ma roba da me. Nella gogna, sì. Non può. Ma guardate che è una cosa che... Ma roba da me. Ma io studio una vita, quello lì la gogna. Erano lì questa cosa di legno, che era una cosa che non era la gogna, no. Era una cosa di... Allora, il gesto era, prendevano del fango e glielo buttavano in faccia, in senso di sfregio. Ecco, da cui è derivata la muzza. Allora c'è la muzza, c'è un quarto di muzza, così. Muzza, 2 muzze, 3 muzze, e poi c'è la muzza acrobatica, che è qua. Infatti, vi giuro, c'è stato Silvan che è andato in Grecia, ha fatto Sim Salabim, l'hanno eliminato perché è stata un'offesa incredibile. Infatti noi, fermi, poi abbiamo la manina, la classica manina che vedevamo dietro le macchine, deriva da quello. Infatti non vuol dire ciao ciao, vuol dire sei disgraziato, ti avvicini, maledetto. Va bene. Poi ci sono gesti tipo questo, me ne frego. Allora, cosa fai? Tu sottolinei col gesto quello che dici. Frego, me ne frego, freghi qua sotto. Quando c'hai una gola così vuol dire che te ne sei fregato tantissimo. Me ne frego. State attenti a non dire me ne foto, perché se devi fare l'azione di quello che dici può essere un po' imbarazzante, insomma. Poi ci sono... Quando tu dici sei furbo tu? Sarai furbo? Facciamo così, per dire che uno è furbo. Allora cosa? I furbi come hanno gli occhi? Hanno gli occhi così? Perché il discorso è, se vai in Arabia e fai così in Arabia, vuol dire sei scemo. Questo è. Infatti se fai così a Cassoggi ti prende 3 petroliere e te le rovescia per cappello. Poi ci sono, non so, c'è uno che ride, non so se è di gusto per prendermi per il culo. Non ho ancora capito, va bene, state fermi. Poi c'è il gesto fatale.
c'è il gesto, quello, sai, ieri ho visto uno. Sappiamo tutti perché così. Perché? Ce l'hanno pendula. Cos'ha? Stiamo scherzando. Invece in Siria, per dire uno così, fanno così. E in Colombia il massimo sono i colombiani. Perché quando vedono uno così, sai come fanno? Sono i più discreti, per non farsene accorgere. Cioè, noi facciamo uno così un po'. I colombiani fanno, ho visto uno. Ma così! Così roba lo fa! Poi, ferma, poi c'è un gesto, la boccaccia. La nostra boccaccia, nel senso di disperso, deriva dal rifiuto del capezzolo. Quando un bambino rifiuta il capezzolo, allora è una boccaccia, una cosa. Vi giuro che nel Tibet così vuol dire buongiorno. Infatti passano, no. Poi 2 volte buongiorno, buonasera. Poi ti dico, infatti ho sentito una mamma tibetana dire al bambino: perché non hai fatto così prima te? Maleducato! Ti fai fare le boccacce prima, la lingua. E poi c'è il fatale che abbiamo importato dall'America e noi diciamo come va bene così, no? L'ok, il famoso ok. Allora, in Francia così vuol dire 0. In Giappone vuol dire 1 yen, un soldo, e nell'isola di Malta, questo qua, se tu fai un maltese così, è come se li facessi così, così e così. È la stessa cosa. E infatti noi cosa usiamo? Quando va bene, cioè per coerenza logica, quando va bene fai così. E se va benissimo, fai benissimo così. Aia, è finita anche questa lezione, avrei voluto dirvi delle cose. La massima che estraggo da Ugo, la bocca della verità, di questa volta è meglio essere 1-0 in Francia che 1-0 a Malta. Firmato Renato l'originale. Ciao a tutti!